Stasera si è recuperata l'8ª giornata di ritorno al campionato di Serie A1 femminile, che sarebbe dovuta disputare il 6 gennaio tra la Delta Informatica Despar Supermercati Trentino Rosa e la Reale Mutua Fenera Chieri Torino. Quinta partita consecutiva con ritmo di 2 incontri a settimana per Trento, che avrà ancora 3 partite per finire la regular season, sempre con la stessa cadenza bisettimanale, e 4 contando la Coppa Italia sempre contro Chieri. Chieri che invece deve ancora disputare una partita contro l'Imocco Conegliano, gara valida per l'ultima giornata di regular season e per centrare un eventuale quarto posto, e poi attenderà Trento per i quarti di Coppa Italia il 10 marzo. In casa giallo-blu perdura l'assenza di Fondres, infortunata, ben sostituita a Pizzolato, che chiuderà con 10 punti l'attivo, di cui 3 a Muro, mentre nella squadra ospite non ci sono da registrare assenze. Trento fa turnover e si presenta al via con Ricci in cabina di regia, con piani opposta, Melli e Trevisan in posto 4 e gioco forza Furlan, MVP dell'incontro con 16 punti, e Pizzolato al centro, con Moro libero di ricezione, Marcone libero di difesa. Primo set con una buona partenza di Trento, che poi agevolmente porta a termine il set con il parziale di 25-15. La partita cambia direzione nei 2 set successivi, con Chieri che sale in cattedra e prima pareggia il conto dei set con risultato di 25-12 e poi passa a condurre l'incontro per 25-15. Nel quarto set, nonostante Piani lasci il posto a Bisio, le ragazze di Trento tirano fuori gli artigli e giocano punto a punto, 8-4, 16-15, 21-17 per chiudere 25-23. Trento conferma il sestetto del quarto set, ma le energie sembrano finite, mentre l'opposto piemontese con 24 punti e Franti sempre con 24 punti picchiano forte e portano la squadra di Chieri un facile 15-8. No, assolutamente, non diamo mai nulla per scontato, sia per quanto riguarda l'avversario, sia comunque quando entrano le ragazze dalla panchina. È stata una partita altalenante, non siamo riusciti a trovare sempre il nostro gioco, appunto per merito del buon sistema di muro difesa che loro hanno avuto contro di noi.